prefigge l'obiettivo di organizzare serate di intrattenimento come questa, ma anche e soprattutto per i più sfortunati, così da portare un sorriso in luoghi dove ve n'è più bisogno. L'autore e regista Calogero Maurici, anche lui membro della nostra associazione, è stato ultimamente l'autore più rappresentato in Sicilia e le sue commedie, pur puntando i riflettori sui difetti e manie dei nostri giorni, hanno il pregio di trasmettere un messaggio finale che è ben lontano dall'intento di prendersi gioco di persone e problemi, ma che mira a trovare l'aspetto positivo in situazioni di per sé difficili. Difatti, proprio l'amore per il teatro ha dato al nostro autore la forza di superare un periodo difficile della propria vita e da spingerlo a promuovere, con tutti i componenti dell'associazione, iniziative volte a regalare un sorriso anche a chi soffre. La vicenda qui rappresentata è ambientata nella Sicilia dei nostri giorni. La signora Cettina, sposata con Girolamo, riceve una chiamata dal direttore del manicomio dove è ricoverato il fratello Fortunato, che lei comunica che, tenuto conto del miglioramento dello stato di salute del paziente, Fortunato è stato inserito in un nuovo piano di terapia che prevede il suo ritorno a casa, come se si trattasse di una vera vacanza. Fortunato decide di condurre con sé anche la fidanzata Rita, come lui ricoverata in manicomio. Cettina, assieme alla figlia e al marito, si ritrova a dover assecondare ogni stranezza dei due villeggianti. Un infermiere un po' strano ed una vicina di casa con il fratello quasi psichiatra si inseriscono nella storia portando altro scompiglio in una situazione già difficile. Alla fine Girolamo, provato dalla convivenza con i due pazzi, bene, questo lo scoprirete tra poco. Personaggi e interpreti sono Fortunato, il pazzo, Salvatore Catalano, Rita, la pazza, Orsola Caridi, Cettina, la sorella di Fortunato, Maria Giovanna Maimone, Girolamo, il marito di Cettina, Salvatore Lopresti, Giovanna, la figlia di Cettina, Francesca Gugliandolo, signorina Rosetta, la vicina di casa, Mariella Caridi, Emanuele, il fratello di Rosetta, Federico Centi, Pasquale, l'infermiere, Giuseppe Visalli. Si prega di fare silenzio, di spegnere i cellulari e di tenere a bada i bambini. Grazie e buon divertimento. Tu posso fare riso, ma non ne facciamo €1. Poi, allora un caso. Devo pulire. Pronto? Sì? Sì. Sono la sorella, mi dica. Sì. Va bene, grazie dottore, grazie. Ho capito tutto. Cercheremo di fare il possibile di aiutarli. Certo, specialmente che mio fratello è migliorato. Ho capito. Dobbiamo ospitare anche la sua compagna. Certo. E fargli capire che sono in vacanza. Va bene. Ah, lei viene alla fine della settimana. Va bene, grazie, ci vediamo, buongiorno. Ma voi allora? Dottore Gelletti. Oh, dottore da prima non è mai frate. Tutti quelli che si chiamano Giletti o nei supporti. Chi si fanno i fatti di cristiani? Ma chi tu? Chi ti dà televisione? Chi non fa i fattori? A proposito, chi c'è su Lorenzo Buoni? Bene, me frate. Già che io non si reggi e ci vuole un pupazzo di tuo frate. È loro struttura una clinica e i dottori ci dissero di alloggiare presso i parenti. Io sono su solo. Ma e poi stanno mangiando a chi hanno migliorato.
A dire una cosa, ma i culture perché non si devono di giorni invece non mandano a casa a noi. Oh, santo Dio, dici cavaliere come una vera vacanza. Io una vacanza da 90 anni, non me l'hai mai fatta. Se tu sei Napoli? E sono un po' di testa. Dopo in così poco tempo venisse a fare una vacanza da nostra casa, che presenza e panza. Oh, ma per una settimana non è che ha chiuso un mondo. Ma se quando viene l'ultima volta, pure un'ora, mi fece essere pace. E poi vado, oh, uno che non è tanto buono di testa, una settimana, sai, a mia quanto mi pare? Un anno. Ma perché tu quanto pare che sei meglio di te? Perché via sicuro, guarda, perché via sicuro, perché pure tu dice di pazzia. Ma a proposito, ma dimmi una cosa, ma studio frate, miglioravo o non miglioravo? Ti ricordi che prima ciancia sempre, ogni cosa che diceva? Mi ricordo che mi corrompia. Ora non cianci più, ora ride sempre. Ma chi ci dice tutto il contrario? Però è sempre meglio che cianci. Però come le ciance che I dottori dicono che era un piano di terapia nuovo. Ogni tanto venne pure un infermiere, un tipo divertente, ma serio. Poi ci sono due novità. a forza di novità tu mi stai mandando all'aldilà. La prima è che ci ruota la famosa pensione. Ah, signore del nave, almeno cerchiamo un po' di mangiare, ne facciamo a spisa. La seconda ieri si fece zitto e suolo maritale. Come? Tuo frate si fece zitto e solo maledare. Faccio io, no babbo. Immagina tuo frate quando era fatto alla terra. Scancio, marino, musacro sta. Ma lui è sta santa corte? Yeah. Yeah, com'è tu? Yeah, un po' più bravo, ogni tanto mi ci farò questo menato. Un po' perché sono bravo, dipende quando ci farà una convergenza. Bene, a semana. Oh, non te ne segare, eh? Perché non potevo combattere con uno, fuguravano con due. Oramai non potevo fare niente perché sono di viaggio. E come che ci rio? Bestia, esce piuttosto, che ci detto un sacco da recare. Sì, un sacco da recciata, ma noi non ci stiamo attaccati come una consumato con sto tuo frate. Oddio, Ciao Davide. Ciao. Mamma, ti ricordi tu il jeans e la maglietta che ti aveva detto che ha un mese? No, cominciare che per ora c'è crisi. Sì, è sempre crisi in questa casa. oh, piuttosto. Vuoi sai come si deve da stanotte? Hai un peggio da frate. Carnevale, tuo sonno. E dove c'è sempre radia. Ma ridere mamma, voglio dire, ridere assai. Cosa però come mi fece pensare stamattina? Fu con questo sonno, mi diceva che basta che non lo vedevo. Stavo con segno, scusate. Oh, ma la nuova che mi ha. Passavo stampo pure un toso. Più tardi arriva mamma. Ah no mamma, per favore, Milla! Vabbè, io ne esco stesso, perché... Chi già che ci stai, assai, che ci sempre. Si sempre in giro. Papà, ho fatto ieri che mamma ci ha abituata a sta vita. Ci combattevo piano quello. Ma tuo figlio diventa sciammato, ma brutto. Io che sciammato in giù. Allora ragazzi, Non resto sullo sciammato. Romanazzo, attaccato e consumato. mamma, piuttosto, quanta vale stare qua? Una settimana sicuro. Ma perché chi c'è pericolo che resta che sai? No, ma più io non meno. Metti un giorno in meno, guarda, metti un giorno in meno. Perché un giorno è la vita, la vita. A proposito, si chiama Rita la zita. Chi? Aspetta, allora non capia. Ah, zita. Si fece zitto. Si fece zitto. Mamma mia. Ma certo che chi sa avere una panza. Ma la panza dice. Ma quale panza è panza? Ecco, ma io e vengono insieme, vero? Ah no, mamma. Uno stava più fuori la comincia. Ma con tu ti giuro che manca a casa c'era da un giorno. Ehi,
telegramma e non picchiare la palla in balzo. Perché sta settimana la non andare facile. Andiamo a passare presto. Deve volare! E Deve volare sta settimana, eh? Mi raccomando. Deve volare sta settimana, deve volare. Deve volare, mamma. Deve volare, E sì. pazienza, papà. Vorrà dire che in questa settimana mi faccio un po' di soldini. Così mi compro la maglietta corta con l'ombelico di fuori. Amico. Oh, le calze a rete e poi E poi devi chiudere uno zoccolo, grazie! Non basta che sono qua ci fate bene, pure così e mi si faccio. meglio con mia che capacia. Oh, cercate di venire, io mi concentrare. Prima era uno, ora sono due. Concenzo! Io ho già sogno concentrato e mi sono stata a bottiglia come una madonna! Girolo, una nuova era difficile combattere con questo. Ora siamo 8.000. Bravo, tu avendo un bell'anno però. Che siete spiritosi! Ma che siete spiritosi, madre e figlia! Va, tutto ad un nuovo tempo però. Ma no, un messaggio Giacomo, non sa Sì, se sì. Dove dovete? Senti una cosa, non mi dici che facevo bucare intorno al sonetto, perché un signorino da frate tutti guardano bene con l'orecchio matrimoniale, e io metto a bucare intorno al pino, e poi mi su buttare dicendo che mi do cauci, e mi vado con cauci mi tasta muletto, e ancora non rischia, No, Alessio. E che cosa vuoi, fruttina scetto? ma sempre ora è soffritto. Stavolta è peggio, che sono due. E le titolari non avevo. Oh, Vedi? ah, vero. Mangia mia, che prima Marino mi ci dicevi una magia. Ma sei fuso? Ma siete supacci? Sogno fuso, è pure chiuso. E fuori un sicuro. Ma guarda che nato, che tu rido, asciutta il lavato, ancora non ero vado. Ma pure, io sogno Pasquale, benedetto mamma. Ma sposino, un amico lontano e vicino. Girolo, non sono mai le mie fraghe. Spazzato un po' la tocca. E ma dico, dottore Giretti, ma adesso voglio tanto bene la scuola per fare. Per fare ora. Comprate quello di la mia. Forse sempre io sta faccia. Scrivetelo da tutti. Tu scrivetelo per l'orgo. Ma posso avere lo stesso, però la mia immagine è sola, però penso su New York, non è mai sola, io come te sono figlio. Mi dispiace che è sola. Però meglio non mi dice, e ti amo la bene dei ciacci. Vedi che qui non solo che più sciamati non frate. Che pazzo, come ha toccato, preciso. Se non mi dice di vedere i ciacci, io ci aggiungerò stasera. Sì, a Parigi. Buongiorno. Sono il mascale. Hai detto male. Mi piace una lì. Io passo l'una. Io mi ho detto buona. Che spiritoso lei. Non ci va mai spiritoso. Sprudoso. Ora mi nuovi. Tutt'altro, quando mi un padre.
non faccia sapere, lo saluto, lo saluto. Ma dimmi una cosa, ma dire una cosa, ma tu sei sicura che era buoni testa? No, perché se tutto sono come sti bomberi, non mangiano che tu ci sarà il cesto manicomio. Un dottore era preparato, non ignorante come Mattia, parlava l'italiano liscio liscio. Poi Ciuria non parlava la sposura a sposura. Piuttosto vedo qui e non so. Buongiorno. Scusate, volevo chiedervi un favore. Se potevo con tutto Un cuore. figlio e un polmone. Grazie, grazie di cuore. Sapete che mio fratello Emanuele studia psichiatria e sapete come si dice? Oggi a tia e domani a me. Signora Cettina, le volevo chiedere, dato che sta avvenendo suo fratello Fortunato, se mio fratello ogni tanto potesse fare un poco di pratica, se ogni tanto potesse osservarli, scrutarli, dato che sono due, ma magari uno dei due. Due al prezzo di uno. Perché picchiamo a casa per oggetto di studio? Non si preoccupi, signorina Rosetta, dica a suo fratello che può venire quando vuole. Ma mi raccomando però, non ci facete capire che è dotture di testa. Però stia tranquilla, sa, lo studio è importante, ma non è come la pratica. Ma amica, come è saputo? Sua figlia lo raccontava a tutti. E poi l'ha detto anche a mio fratello. Mio padre ci teneva tanto che prendesse la laurea e che studiasse psichiatria, perché in questa disciplina c'è solo da capire la testa e non da vedere e toccare. Lo sapete che gli manca un poco di vista? Un poco, è un po' preciso. E poi ogni tanto ci faccio mangiare la rubetta di mio marito, perché è sulla buona strada. Mio fratello lo dice sempre, per impazzire non ci vuole niente. Che bello conforto. Va bene signorina, non si preoccupi. Grazie, sa, grazie di cuore, di cuore. Ma il cuore non si trova a sinistra? Sì, ma io ho un cuore grande, così grande che si sconde fino a destra. Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno signora. Ma scusa frate, che è quasi cieco. Come si sta lavorando? La testa si studia, non con gli occhi. Ya ma 20 anni che stavo a lavorare. Marcolino, sai come signora giustizia. Allora, lauare. L'aiura. Sai che ti dico? Stiamo facendo un fondo. Hanno lavorato con un pazzo tu lo fai! Io Girolamo sono, la signora Cettina è là! No, mi scusi signor Girolamo. Signora Cettina, quando mi lavorerò, la visita a suo marito gliela faccio sempre gratis. Ma perché problemi? Ma non è che te lo prendi! È presto, molto presto. Capo 100 E ora vado perché devo andare a studiare. Tra un mese devo dare la tesi. Non le nascondo che la sto preparando un po' piccante. Sa, mi viene il mal di pancia con la tesi.
E tu figlio, non ci metti un peperoncino. Apertura, pure la mia è stata pesante. E ci vediamo, signora Cellina, ci vediamo. Io ci vedo, tu forse. E ci vediamo un po', ci vediamo un Oh, perché c'è un gran allora lo guardo e lo faccio. Vabbè, va, già è un po' di freddo, va. Grazie a Dio, non mangia poi, e che muore, va. Aspetta, mamma, aspetta. Mi piace la penso che c'è sia. Non va bene. Mi scacciamo, zia. Che ti disse? Signora Gestina, Finisci? era riccia e si giova fuori prima di me. Anna, aspetta qua. Aspetta qua ora bene. Non vai tanto pure da tozio. Aspetta qua, non ti muovi, lasci mani. Stava giù, aspetta. Ora bene. Come mai non ci più che mi aspetta? Venemi in vacanza e non sono gentile. Ma tu sei sicuro che stai a casa? Ma vai, che canosciolo va! Richidu e briglia proprio. Sai che ti dico? Sicurezza! Namoni, e controllava casa prima. Io, prima, mi sono posto. Coglione, mi sono posto! Ah, è un bostone. Non l'abbiamo girato. Vero è? Ma mi stai confondendo a giro tu. Ora devo tornare. Ora, noi oggi siamo giusti, ma un bastone non è chiuso messo. Vero è? Sai che ti dico? Non ho
ci voleva mettere sbasata. Zia, invece dissi, meglio spaziotica. Perché? Non dici che ti piace sto nome? Dillo che ti piace, dillo! Sì, zio, mi piace. Bello era. Fortunato! Fortunato! Che strada sulla mia te, Fortunato! Dillo! Ora, figlio qualcosa, siamo in temi su. Non troppo pesanti e non troppo leggera. Spingili! Fortunato! Bossoni! Giro, giro! Intanto, la facevo mangiare. Ci vuole un latte. Ci facciamo cantare. Ti piace ridere alla crescere. Non si spiccia di sta cacovetta. Ce me la farei. Mi guarda. Che ride? A piccerina sta pure di fritto. Io non lo spia. Maria! Sempre Giovanna? Certo. Chi sta? E Rita! E tutta mia vita! Chi sta? E Reduzza! E tutta mia Reduzza! Piacere. Grazie, non c'è di che. Grazie di Goku. Non torniamo a casa! Passavo mezz'ora, passavo! Mezz'ora. Bussammo! Sì, zio. A qualche volta mi ha bussato! A qual giubbotto? Sì, sì. Poi io sentia musica che scappano capire che questa è la casa. Tua Rita, il chiamare zia. Lo capiste? Zio. Lo capiste? Sì, zio. Sì. Buongiorno. Iave, ci missi che stiamo mangiando. Poi ne volevo fare sì. Sono contenta. Sono contenta. Ma che? Che volevo essere scontenta? No. Caiccia! Sono tenuto contente! Rompo tutto quanto! Rompo tutto quanto! Stai calmo, Fortunato, stai calmo. Rompo tutto quanto! Tutta contenta, sei con zio. Calmati. Tutte! Sì. Tutte, tutte, tutte! Zio, tutte. Fortunato! Qui è il chiamo! E io, signor Frate! Uite che sei tu! Però, mentre io rido, non voglio essere stupato, chiamato e turbato! Se no, non posso sfugare e posso parlare! Capiste? Va bene, va bene. Ti presento! Rita! Ehi, tutta la mia vita! Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Ti presento tu! Ehi, tutta la mia Reduzza! Mamma, vado a sistemarmi la stanzetta. Ma sta casa quanto stanziale? E quattro. E più ne galera non abbiamo un miauci. Vero? Noi altri avevamo qualche 50 stanze e 10 bagni. Però lì siamo all'hotel 5 cuori,
Ma dica, semplicettina. Certo. Foletto c'è me. Certo. Ma dimmi, come te la uscito con Rita? Ida. Ero poco fuori la testa, Ida. Ida. Io, sogno intra da testa, mi sono stato vicino. Potrà venire non sia E poi, sapra. Non devo dopo bere una vicinità. Ah, capito. Tu ridi bene, vero? Assai! Ma sei contenta che ti portai in compagnia? Certo. Ma così, c'è la casachina, c'è. Capiste? Ora, vai e catta un vicolo. Perché a Rita ci piace, ma loro vicolo ci piace. Capiste? Va bene, fra un po' ci vai. No! Ora! Subito! Gatto vicolo io ho letto! Se no mi arrabbio. E non posso sfugare a rumpo, tutto cosa rumpo! Vicolo, un letto! Vicolo, un letto! Cosa sta succedendo? Ma chi stu? Chi è sempre tuo marito? Zega che è brutto! Una Maria che l'avevo pensato, la rottamazione non lo dà. Signora, buongiorno! Buongiorno, buonasera, buonanotte! Perché sono da salire prima? Perché? Non fare più! Perché poi non la più! Ma la per un po' tutto cosa non faccio sfogare! O digli a casa come prima! Che preferisci? Come si può? Ti presento! Urlacia! No, non ancora! E quando va questa cosa? Sul mio cugnato. Quale cugnato? Tu sei un marito di soldi! Allora, cugnato! Signora Rita, si accomodasse. Senti una cosa! Ma tu ti chiami? Sempre Girolamo? No, fortunato, non ci lo amo. Fortunato! Girolamo! Tu non mi ami! Pezzi di pazzi! Pezzi di pazzi! Fortunato! Io qui è un dottore! Un turuturu, una faccia fissa! E io è un bacione in sta casa. Ah no! Quando ci sono io non ci sono bacioni! Ci sono solo gazzoni! Sotto! Senti una cosa, Cettina! Un letto è sempre chi più non dà una regola! Aveva ragione mamma, si briglia! Non canciasse da lontano! Capisci? Ora cancelo perché io ogni mese io vengo qua in vacanza ora! Capisci? Che sobriati! Che sobriati! Ma dimmi una cosa, ma tutti i mesi? Ma poi, non ti stanchi? Sempre in Sicilia! Non mi stanco? Io sono siciliano, India è siciliana. Un letto, magari chiamo un solo avvocato, l'avevo a casa, l'avevo i camerieri, l'avevo. Chi ha? Ho qualcosa di contrario?
E allora noi, fuggi di bene di tutto, forza, vieni. Rita, accomodati. Che si stanca. Ho detto Rita! Ora, come potete aspettare magari voi. Facete come se fosse la vostra casa. Preparati Rita, preparati. Non so molto. Ci auguriamoci che la scimmietta. Meglio l'aria pure. Oh, stai parlando con voi, andate a mangiare pace. All'hotel, fanno una gara per ci auguriamo i soprini. All'hotel! Forza! Diciamo, scimmietta, preparate. La mumu, vieni ancora. Che bello quando mi chiami scimmietta! Ancora non Finisci l'effetto, finisci là. Finisci. Spicci. Mettici due puntare. Spicci! Forza che deve ancora. Stiamo mettendo come adesso per ora. Che meglio dell'aria pura, vero? Sì, meglio! Io ne esco pieno appuntamento. Non è scottato. Scimpanzé! Scimmietta! Scimmietta, scimpanzé, meno male che non si buttare a tazza. Fatturano, come ci avviene che vieni, fatturano! Aunne, quello sono andato scazziato! Piccolo! Stancato! No! Ma para mia, chi ti restano qua? E abbiamo una mano fuori. Stava scherzando, Gio, ci sta ciauriando. Chi scherza sempre? Non vai! Quando dici? Oggi sono emozioni. Allora, non mi piace la musica. Troppo moscio, troppo lento, troppo piano. Ritorna da capo nere e vieni più veloce. E invece come a vedere? Facci più veloce. Allora, troppo triste. Ritorna da capo, più contento. Facci più allegro. C'è male, c'è grande, così. Bravo. Bravo, mister. Buona da cresci di capigli. Oh, non fiuccia. È meglio dell'aria pura, vero? Quest'aria pura! Ci piace.
dici tu, Ruduzza? Para, esprima. Così, ne lavamo, ne sciacquamo, ne facevo un bagno e poi a doccia. Benissimo. Sì. Io sono Madonna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa e vuole me. Che buci! Maturano, non mi metti di mano, Magari vedi, prima di vedi. Cettina! Sì? Vai e lava un bagno ora. Chi? Dopo che tu ci tolgi lo ramo. Ruduzza, la mia scimmietta. Che bello! Quando mi chiami scimmietta! Anche dai, se non ci stiamo quando scendete, voglio dire che andiamo a cattare un fico. Bella di mamma, Mamma, con 4 anni, o ci siedi o non ci siedi. Andiamo, che non interessa andiamo. Andiamo unite, senta mia. Andiamo unite. Dio ci scanselli per la pazzia, Santissima Maria. Ora mi pare che siamo chiusi in Cianatana. Papà, coraggio! Quando vanno qua non ci vanno abbracciati! Mi pare a me che non miglioravo proprio per niente! Ausughi! E voi ausughi ci siamo rimasti bene! A Peter prima mi se ne vanno. Chi con hanno fatto chi? La situazione è pesante, perché c'è pure la zozzita. Ma quale zita, per ora sono maritati, poi si fanno zita. Guardate quello del camion, sta casino! Tanto me ne vai, mi stai andando di giacomo, anche subito! Quando già cambiamo, mi stanno facendo già un giacomo. Sai che facciamo? Ora lisce e andiamo a fare un po' di spesa. Dovremmo stiamo soli. Tu non mi dissi che è meglio che stanno soli. Stavo su qualche giorno, che mi mettono fuori. A casa puttana che non potevo andare, a casa puttana. Io comincio a mi scippare prima soldi perché se non capo non cappo niente. Oh, non ti devi cagare, ma fare una maglietta con lo belliscudo fuori, eh? E tu mazzo! Va bene, dammi a vedere. Però, scemo. Lisce! Quando hai andato non c'è, i soli ci appaiono!
Senti una cosa, sul posto della capellina di sciroppo, ma vedi? Non ce n'è. Cappere! Perché a vita ci fa male a ricchi, a tromba dello stacchio. Cattole, non ti scudare! Ancora giorni! Non vedo l'ora di un pazzo zio. Certo, che quando stai io a questo posto, c'è la bella differenza. Già hanno delle prima categoria, però preferisco che io da ci sono troppo cristiani sciali sono vivi veramente. Scimpanzé, Che bello, quando mi chiami scimpanzé, scimmietta, dimmi. che bello! Quando mi chiami scimmietta! Stiamo. Stiamo su, non c'è nulla, giù. Senti. No, io non voglio stare prima. Sì, tu. Ah, no, meglio tu. No, prima tu. No, meglio prima tu. Ah. Non mi ricordo a cui tocca prima abbracciare, a mia o a tia. Ma qui io non ricordo. Fallo tu prima. No, meglio tu. No, prima tu. No, prima tu. Prima tu. Sai che facciamo poco. Più sei 10, vinci io. Più picche 10, vinci tu. Esatto. Sono 16 e mezzo. No, sono 9. No, 16 sono. 9. Qui è che non prova né panino. Qui è un esempio. Ah! Vieni a parlare, ma a dire quanto sono visti. 20, piccino allora. Vicino voi, ora. Ti chiami io, andate in casa. Ora, aspettate fuori. Ancora. Qui ci va. Sul tempo, sentiamo. Non mi ricordo con quale braccio a cominciare. Adesso o cosa dici, ma andiamo a andare. Comincia con chi non lo cencio. E tu, chiudere ricchi gli occhi. Se chiudo gli occhi, non ti sento. Se chiudi gli occhi, non ti vedo. Bene. E che fai? Ah! Zio, scusa. Ho fatto la figurina della scema. Tu a me non mi stupare. Era nuova con punto, era nuova. Visti? Non fare più. Che già lascia casa. Si busta prima. Quando ero ubriaco sei in vacanza. Che io già forse non ti mangi. Faccio studenti da zia. A vita. No. Zio, no. Busso la prossima volta. Non giuro, zio. Bussi. Busso. Ebbene che ti faccio scusare, bussa la scuola. Bussi. Zio. Non respira, zio. Busso. Non respiri. Vuoi respirare buona? Vuoi respirare buona? Ciao, principe da zia. Tu ancora non ci siamo rimasti. Zio, non c'era io. No, ora si chiama, ci siamo lì. Vigili. Forza. Vuoi una sera?
Preparati scimmietta, preparati. Ma tu spingi ancora? Spingi! Che svanisce l'effetto, spingi! Forza, ti fa passare tutta cellulite. Respira meglio ora. Ti vai! A fare la vincedella! E che se va più ci siamo. Possiamo? Sì, devi dare ancora. Sì. Già sì. Ora ci posso vedere. Ora, vicini. Guardate, chiamano io. Fuori. Ancora cae. Mi dai sto posto. Rita, quando dici tu va sul trasere. Va sul trasere. La donna del monte ha detto sì. Spasolati, voi siete già. Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Io sono la signorina Rosetta. Lui è mio fratello Emanuele. Ma chi? C'è uomo. Mio fratello è un dottore, vi vorrebbe conoscere. Gli manca solo qualche grado per vostra informazione. Lei assomiglia io. No, agita. Muore, musci. E io ci presento Rita, che è tutta la mia vita. Produzza. È tutta la mia produzza. Perché non radite? Perché se no mi arrabbio. Poi mi sfogo su voi. Radite! Non ridere state. Mi scusi, il posto dove siete ricoveri e volevo dire dove alloggiate si trova a Roma, vero? E lei? Come lo sapete? Chi è in vacanza già? A lei che ci interessa? O non stiamo noi? E dovrei andarci. So che è in via Garibaldi. Volevo sapere a che altezza si trova. O quarto piano? Quarto piano. Vero è? Perché al primo piano c'era un amico mio che morì con un terzo cerebrale. Al secondo piano c'era un altro amico mio che morì con un male alla prostituta. Un'amica mia ci viene una crisi ostescica e non c'è spreno o quarto piano. Vero è? Vero è? Come siete simpatici. Ma al quarto piano abitate assieme. Ora no, perché siamo maladati, ma appena facevo ziti, sì! Oh, che bello! Pure voi qua! Prego, signorina Rosetta, prego, si accomodi. Prego. Abbiamo fatto conoscenza, sa? Sono due simpaticoni! Grazie! Grazie di cuore! Di cuore! Dammi un po' di dura cassa per pagare! Oh, Dio! Ma quanto tempo ci frega sta cassa, Tu pure. Non è come a chi che ci sono nel nostro hotel. Chi? Ma vanno un po' strani. E c'è dove? Non vedono lenti. Io invece ci vedi. Mio fratello è a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Buon dottore, ci voleva parlare con lei. Lo sapete, noi volevamo allargare la famiglia. Lo
scusate, ignoranza, rischia. A tutti i cose così. Magari ho grattato tu. La mia mi sta venendo ingrassata per tutto. Scimpanzé, Scimmietta, dimmi. che bello, quando mi chiami? Scimmietta! Osserva, osserva. Andiamo lì, vecchio subito. Stanca. Quanto voglio? Ciatina, Sì, ha provato la stanza letto? sì, Sicuro? sì, I cangiasti non sono? sì. Tu ma ora c'era un tutto tanto. Io ora mi devi giurare. Ora che voglio massimo silenzio, luci studate, che a luci mi fa inchiarare in erba e mi fa nascere la pace. E domani mattina non facete un muro e non vi succede sulla prima che succede le auge, va bene? Quando ito bagno non facete rumore e camminate a piedi scalzi e non tirate l'acqua da cassetta. L'indomani, quando noi veniamo di iro bagno giaciti e attirati, a carta igienica va essere richiede a liscia e non la scusa. Ah, sì, no, mi vieni a mangiare subito questo. A carta igienica va essere gialla con tanti fiorellini. A toaglia dubitea va essere cangiata ogni ora e 3 minuti. E va essere sempre di colore chiaro e mai scuro, perché i colori scuri mi fanno diventare tristi e pazza. Io a colazione voglio un piatto di latte con 4 gocce di caffè, 3 scocce di tè e mezzo bicchiere di cattuni camomilla con 2 bicchieri chini di miele amaro. A mia, una tazza di marmellata con 2 gocce di caffè, un uovo alla coccolona e 10 tipi di biscotti tutti diversi, fino a capo taurino. I tovaglioli hanno essere tutti indicati e di 3 colori diversi, rosso e rosso. Noi oggi andiamo a rilassare finché Senza casa. Arrivederci, signore Gentile. Io penso che la settimana che inizia non c'è duro. Ma siamo per avere un consumare? Ma tu pensi che non ci rubiamo a fine da settimana? Io penso di no. Perché quasi quasi ma ne vogliamo in vacanza. Stavolta stai soffrendo veramente. Chi la sua non hai soffrito mai. Io sempre hai soffrito. Specialmente quando vivo. Addirittura dici che la mattina su tocchi e poi c'è da dire come si comportano, i cose giuste che fanno, in che modo li fanno. Io non lo so, vogliono le nostre sensazioni. Ma ci facciamo un tema. La prossima volta ci diciamo che stiamo battendo. Ma che se ne fottono che di meno? C'ho una porta chiusa. A scarso nel traso. Cosa dice a papà che dice che la casa è la sua? Bella mia, l'ospite come pesci. Dopo ci chioma nuova. Ciao.
Ma ho sentito! Vuole dire fino a stanotte tardo! E chi ci dice che la piccinita non aveva sonno? E l'altro ci dice che aveva dolore di panza! Non ci viene a fare l'acqua con la loro! L'acqua con la loro, chi ci venisse ahì che è solo. Io non ci faccio più, papà! Non ci faccio più! E siamo ancora prima giornata! Ma se tu non ci sei mai! Oh, non sui, una bambola ne buttare. E poi buttare a questo cultura dici che aveva migliorato. Chi dà ancora fuso è? Martini, non capisti che è un piano di terapia! È un piano di terapia, chi tu mi rompe la testa mia? Non capisci niente, capisci? E tu? Buongiorno. Mister Buono, frate! Ho detto buongiorno. Buongiorno! Ma quando tombere e tombere? La piccerita, la principale puntata la piccerita. Ah, pensiero d'un pace, quando i figli sono picceriti, sono rossi, rossi. Speriamo. Stanotte dormiamo tutti però, speriamo. Guarda, guarda in questo momento come essere, guarda! Però! Prima che la piccerita si sentiva male, c'era troppo rumore. Io le aveva detto che voglio massimo silenzio. Non solo, come ogni vacanza a Roma la piccerita. Io di altro non voglio sapere niente. Voglio sapere come che fece sto rumore. Come? Fortunati, vicini di casa! Guarda, tu picciritti, picciritti! E già una notte! E non fanno dormire? A me piccerita! Quando ci vai? Quando ci vai? E cosa rischia che stai facendo? Quando ci vai? Scendi, vita! A me vita! Produzza! Allora adesso. Geronimo, è vero che la memoriale ce lo dicevo quattro? Sì, pure 12 ce ne facciamo 16, 4 in più, 4 in meno. Bravo Girolamo, bravo! Bravo! Dormi bambina bella, che poi la mamma ti fa vedere la stella. Dormi! Ti fa vedere la Oh, che cosa che mi fa fare questo? Ma come ci faccio mi fanno? Fortunato! La piccerita! Abbiamo bisogno di latte! Guarda! Chi tutto un pezzo! Chi lo sano! Scusate, Geronimo, che strozzano! E che ne sai io quale sto a casare? Non capiva niente io. Non capisci mai niente, capisci? Tua testa! Sei chiaro! Tu sei chiuso! Mosse! Pure fuso! Capisci? Capivo niente! Sì, io. Lo capia io qual è un latte. E quale? Un latte sano, un latte intero.
Ma parzialmente scremato. Comunque, io stai in scena. E se vuoi posso scattare io un latte mentre ne esco. Veramente? A chi avevi te gamma? Io ho fortunato a me nascere. Perché? Tu l'accompagni? Io? No! Veramente lasciate il nome, siccome uno si stanca, no? Vai io! No! Preoccupate, perché tanto noi ci andiamo. Camagana! Perché? Pure io invece, è un appuntamento. A uno vai? 7! È un appuntamento con Domenica. 7! Adesso 7! Io non ti resto un dattero, Mattia! Quando non ci sono io, un passato sta a casa e riunione non ci si va. Un'altra volta ci andiamo. Vengo magari io, così ci buscava l'amministratore, un vincio faccio. Tu invece, piglia e te la vicini ora. La vicini. State tu non mi ci fare la salute, vedi? Deve cadere. Attento, vedi che il caso non c'è pena. Un po' di cattoliere. Bravo. Ah. Guarda come non somiglia. La stessa caviglia, vedi? Chi stiamo bene? Sta attento, eh? Mi raccomando, su metra, guardala sempre, e appena si spiglia, dacci ciuccio. No! Un ciuccio non ce l'hai lavare! No, un ciuccio non ci deve lavare. No, un ciuccio non ci deve lavare. No, un ciuccio non ce l'è lavare. Va bene, Fran, dai. Andiamo a mettere tranquilli, ci sogno pure io a casa. Andiamo. Giovanna, dai, accompagnami. Oh, che si vede? Come non ho cantato? Tu te ne andare. Chiudo sportello Tu chiudi io sputtello. e non parlare al conducente. Tra un poco se ne vanno, però prima mia me lo guardano. Non ci vado più un mazzo. Non proprio da più! Sentite, ce l'ho, bucare, che bagno! Dove andava sta uomo ciuccio? Un ciuccio, Settina, sì? mi sono trovato. Puro. Vincili, chiama che non tocca fila. Grazie. Picca un po'. Bravo Girolamo, bravo. Buona stasera, bravo. Ciao. Ho visto? Pure i soldi ci hanno dato. Pure i soldi ci hanno dato. A cagginare, il governo non lo fanno! Andiamo a non la panna in comunanza senza mutanni. E cavate, ne stavi in cerca. Quanto ne esce se non mi viene un X, mi viene un X.
Devo dire che avevo ragione. E avevo ragione. A mia mi pare che mio frate peggiorava. E tu non ci dico, qui ti chiusci a mano. A così non ci vieni più. Mi do un ma non posso fare altrimenti. Prima però mi farà assegnare a delega da funzione. E a capire sta regione che fine fece. Oh. Signora, ne disfruttiamo, No, ma Resettina, signora è da questo lato. Noi dopodomani partiamo, andiamo a Roma perché Emanuele deve controllare la vista. Sa, le parlo come una sorella, forse gli è migliorata la vista. sì, ho migliorato il frate. Prego, si accomodi. Prego. Prego. Poi vorremmo fare un giro nella clinica dove è ricoverato suo fratello. infatti vorrei, prima di partire, diciamo così, almeno esaminarlo un paio di volte ancora, perché prima di visitare la clinica vorrei, diciamo così, senza andare in fondo, diciamo così, perché se uno va in fondo, diciamo così, a certe imprevedibili circostanze, diciamo così, dove finiamo? Oh gioia, devi essere esaminare a Dio. E finiamo in fondo, diciamo così. Quando parla così bene, rimango incantato. C'è stesso. Ma come macchina posso lavorare? Succedivo. Fece marcia indietro, mi sono su toccare. Faccio marcia avanti e metto su tanaiatta. Stai un furnello. Signor Girola, santo cielo, ci vuole pazienza, calma, tranquillità, serenità, sangue freddo. Un vocabolario questo. Emanuele, secondo te che significa? Perché il Signore è così irrequieto? Sentiamo che si piace. Ma vede, questa situazione, diciamo così, che sta attraversando, diciamo così, è normale che in un rapporto di convivenza, diciamo così, in questa situazione così trascendentale, diciamo così, che si crea, diciamo così, una situazione nella quale se il rapporto, diciamo così, viene a mancare, si crea confusione, diciamo così, il cervello entra in una situazione particolare, diciamo così, ma passerà. Ma se solo diciamo così, capito? Quando si esprime con questi termini tecnici, se non fossi sua sorella, mi innamorerei. A mia si può pigliare come quando non si esprime. Emanuele, dimmi. Signora, la prego, il dottor Emanuele, serve anche per dare carica a mio fratello. Oh, mi scusi. Girolamo, Emanuele, il dottore. Cettina, devi dire il dottore.
Eh no, Emanuele, se no non c'integri, si scarica. Il dottore Emanuele, vieni a visitare tu. E dove lei già? Sa signora, io ho capito da quel poco che ho visto suo fratello che non è proprio pazzo, cioè 4 volte pazzo. Ah sì, e come? 10 volte, pazzo! Pazzo, una sola volta. Lo stesso fatto che hanno dato per nome, diciamo così, alla bambola pazziottica significa, diciamo così, che sono pieni di creatività, si divertono giocando, sapendo o non sapendo che giocando si divertono. Così la loro pazzia, diciamo così, inconsapevolmente, diciamo così, diventa più serena. Ma che cacchio dici? Se mio fratello è giunto a questa conclusione, vuol dire che è questa. Ma non è un amore quando apre la bocca. Chi? Appena manda qualcuno mano uomini? Pure io sono povero e non fanno nescere più. Ma per ora i due dove si trovano? Sono andate a fare un po' di spesa. Sa, così si svagano. E l'uomo voluto sopra. A vedere che due staranno combinando. Comunque, noi adesso andiamo, abbiamo tante cose da fare. Torniamo più tardi se non disturbiamo. No! Oh, grazie, grazie di cuore, di cuore. Il mio è talmente grande che si spande fino all'addome. Ciao, andiamo. Arrivederci, signor Arrivederci, signor. No, sono Non basta comprarli la zozzina! Uno stavo su tu scianchi un mano che aveva Tanto, se sta lavorando. Davo 100 anni che stava a lavorare, 100 anni! Io, tutto che non è buono, mi sa quanto sta faccia, tutto mascale. Questo che mi porto se carnevale. Questo era un buon fortunato. Avanti, va bene, io mi lavo. E non ci sono andare a fare shopping. Shopping? Allora vedo mai. Speriamo come una caccopara. Dobbiamo andare a venire ospedale. E poi dobbiamo passare. Dobbiamo tornare a casa domani. Uno va bene. E poi quello non va bene. Così lì che si mette su con un autobus a tuo fratello, a sozzita, te lo sapete. O dottore Emanuele, a lasciare anche un male suo sordo e pure stavo sbagliando di un formello. Per favore, ve lo chiedo, non mi decidi più di compagno, vorrei! Che succede io? Ho scemuto! Che sono contatto Morero! Ma non può più dire, non può, va! Signora te ne ringrazio! Quale mure, Non ti papà! ringrazio più! Ma pure! Prima avevi un accantarolato, sapete? Au! Oh, panificio! Oh, panificio. Vuol dire
zio, convinto, o palattere, ci cercava latte, e te lo sapete, andate a bene. Ci faceva crocca, un occhio crocca. Se non era questo poverazzo, dopo tanto segnale che ci feci, dai ci ha visto male stato, fino a stasera. Voglio dire, venevo, mi scemmi da Incia, si convincere. C'era un supermercato, cattammo latte, venevo. Ma quale venemmo? C'era un funerale da signora Rizza, vedo ma c'è cazzo. Pure io non ci posso andare manco a funerale, io devo cercare, amore. Non ci hanno preso. E che facevo? Si mise in prima fila, mamma, la gente le dia, e dici, ma un funio, stai dicendo, ma che conosci? Hai a vedere che non comunano, i cristiani ci ancivano e si disgraziati ridevano. A ridere, papà, a ridere! Prego. Papà, ti prego, papà, sei puzzonato, papà, non ce la faccio più. Oh, me l'hai mica! Vigili! Cosa che non mi chiamo mazzia mia! Speriamo a Madonna invece mi c'è qualcuno che un bacio lì che mi ci chiama un malocoppo a tutti e due! E poi sì che fai i video! E li metto in zappara direttamente alla società nero, ma che casa è qua? Speriamo questo infermiere di botta. Ma come, Pasquale? Ma dimmi che un pazzo non lo frate di vita lì! E ti, non supporto, ne posso Ci dava Pasquale. Non ci dare... No, non ci dare rete. Chi è pazzo io? E convinto. Chi è con me? Capisci Rito che a posto? Sei tutto a posto, no? Ma feci mangiare. Ah, ma ciao, se saziamo feci pure un rottino. Bravo. Fortunato, io ora vaio e apro tutta la nostra stanza. Fortunato. Non mi stupare. Ok? Ma quanto costava sto latte? Che sacci io? A chi ne da che c'era una che battia ci disse che poi ci dava. C'erano tanti cristiani e noi passiamo avanti. Però prima ci cercammo permesso a tutti. Vero che c'era io? Ah, ma Vero che ci che? sti cose? Ah, ma che ci sti Vero cose? che? La bocca è tutte, siamo che vergogna! Fortunato, dammi i soldi che ti pensi che ci vale, dai. Forza. Ma chi te ne dà? Mi dà statura, mi dà. Anzi, da bravo. E ci mette la benzina magra. Tu dissi che mi lazzava senza mutande, tu dissi! Va bene, va, ora meglio. Ah, oh! Ora meglio, ma tu ci fa questi cose, ora meglio. Ah, sì, pure io ne. Ah, ecco tu. Se si sveglia la cerida, tu c'è cacciare un cannolino. Sette. Viste? Stanno crescendo i capelli.